vostri genitori lo sanno quando è la casa a 20 gradi per un certo periodo e noi ci dobbiamo scaldare tutti i giorni, giorno e notte a 36 gradi, almeno, perché la temperatura nostra è questa. Quindi immaginate quanta energia ci vuole. Ecco, l'olio extravergine d'oliva concorre a dare questa energia, non a fare ingrassare, ma ingrassare se io insieme all'olio ci metto alimenti che non sono più richiesti al nostro organismo. Noi siamo una macchina che deve consumare, o meglio, deve alimentarsi per quanto consuma, perché io devo sostituire gli atti grassi, di esaltare il piatto che io vado a consumare, perché lo rende un alimento funzionale, cioè un alimento che preso quotidianamente concorre a farmi stare bene. Torniamo, inciso, torniamo al saggio. Allora, abbiamo detto l'olio si assaggia a 28 gradi, vedete a 28 gradi, come facciamo a portare l'olio a 28 gradi? Vedete, guardate come fa lui. Mettiamo l'olio nel palmo della mano, con l'altro chiudiamo il bicchiere e cerchiamo di scaldarlo, girando anche il bicchiere, perché in questa maniera le molecole che sono più volatili si allontanano dall'olio e occupano lo spazio di testa del bicchiere, cioè la parte superiore. Non già si chiama spazio di testa, ma per non addetti è proprio la parte superiore del bicchiere. Quando, senza stringere troppo, se no vi ritrovate l'olio sulle mani e soprattutto sui vestiti, che è ancora peggio. Dove siamo arrivati, ci sembra di essere arrivati a 28 gradi, portiamo il naso sul bicchiere, oppure il bicchiere sul naso, sotto il naso, come vi pare. Facciamo delle olfazioni, tradotto sniffate, una gnusa, delle olfazioni profonde ma non prolungate. Quindi praticamente stiamo sul bicchiere per qualche secondo, una decina, quando sono tanti, in maniera che le molecole che si sono allontanate dal liquido si portano sui nostri recettori olfattivi che sono all'interno delle narici e ci sentiamo qualche cosa. Che ci sentiamo in quest'olio? Ecco, intanto la prima cosa che dobbiamo riconoscere, che dobbiamo sentire, è che l'odore che viene sprigionato dall'olio è un odore che ci ricorda che questo prodotto, questo olio, viene dal frutto dell'olivo, cioè dall'oliva. Quindi questa sensazione la definiamo fruttato di oliva. Un fruttato che però ci può ricordare l'oliva matura o l'oliva verde. Ecco, se prendiamo in considerazione l'olio che avete davanti, secondo voi vi ricorda di più un'oliva matura o un'oliva verde? Dovete essere voi, Verde? Chi è? Dico matura? No, non è che lo dovete dire al 50%, dovete dire quello che avete sentito. Se per voi è verde, è verde. È chiaro che se voi non conoscete un'oliva matura, infatti è quello che sto dicendo, ma no, per carità. Ecco, sentite che comunque questo è un odore abbastanza dolce, no? Abbastanza leggero, pacato. A me ricorda più un'oliva matura come sensazione. Forse c'è una nota di vero basso, un cucchiaino da caffè. 2-3 millilitri se andiamo a misurare quanto ne mettiamo dentro. Facciamo in maniera che tutta la bocca venga bagnata dall'olio, quindi in un certo senso mastichiamo un pochino l'olio e a questo punto facciamo la boccaccia dell'assaggiatore o il terzaccio, chiamatelo come vi pare, perché dobbiamo insufflare, cioè immettere acqua molto violentemente dall'esterno, stringendo i denti. Facendo questo movimento, teoricamente io lo dovrei anche sentire, perché voi lo sentite, io sono da sola con il microfono, però se tutti quanti lo fate insieme è come battimano nei concerti, poi alla fine si sente, questo rumore proprio così. Questo
che cosa fa? Questo in realtà permette di ossigenare l'olio e quindi delle molecole volali odorose che io all'inizio non avevo sentito colpiscono il bulbo olfattivo e svelano tutti i segreti dell'olio. Adesso lo faccio io, poi lo fate voi. È importante in ogni caso prima masticare l'olio, ecco, spargere tutta la cavità, tutta la bocca. Bene. Perché se un olio è piccante voi fate subito lo strippaggio, bellissimo termine che è tradotto dall'inglese, perché in inglese si dice stripping, invece i nostri hanno detto ma facciamo lo strippaggio. Io ripeto, quando io sento strippaggio, oddio, che sta carichino, insomma. No, non è così, è semplicemente questo estrarre le molecole profumate dell'olio attraverso un'azione violenta dell'aria. Allora lo faccio prima io e poi lo fate voi. Questo, ripeto, sempre fatto dopo aver masticato l'olio, questo non smetterò mai di ripeterlo, perché se ci troviamo davanti a un olio piccante e il piccante non arriva subito, ma va un po' più piano verso il cervello, magari ci porta alla chiusura della gola, perché ci va per traverso e la gola, le vie respiratorie si difendono proprio chiudendo la gola. Non credo che sia il caso di questo, perché questo è un fruttato leggero, abbiamo detto, già abbiamo sentito dal naso che è un fruttato leggero, ma però invece un po' più decisi e un po' più piccanti potrebbe avvenire. Lo faccio io, poi lo fate voi, poi voglio sentire il rumore che fate voi. Bene? Prego. Allora, ma che ridete? Avete fatto? Piano piano mi raccomando, no? Allora, dietro avete fatto, cioè sono i ragazzi che non le vedo molto convinte. Adesso vi faccio venire qui e faccio parlare davanti a tutti, vedi tu? La timidezza non serve, nessun tipo di attività, la timidezza va messa da parte. Io sono un tipo timidissimo, non sembra, però lo sono. Perché adesso, ecco, che cosa avete sentito? Qualcuno vuole dire qualche cosa? Caldo. È piccante? Siete d'accordo sul piccante? No. È amaro? Poco amaro e poco piccante. È un olio, però sentite che a parte l'amaro e il piccante che non è particolarmente violento, a livello di retroolfatto si sente anche qualche cosa un po' di più, si sente appena di mandorla e l'erba che avevamo appena sentito al naso praticamente appare in maniera più decisa. Allora, una volta che io ho fatto l'assaggio e ho caratterizzato l'olio, che cosa devo fare? Ripeto, l'olio non lo bevo da solo, mi serve per condire un piatto. Quindi posso decidere su quale piatto metterlo. Se ho un piatto, un fruttato delicato come questo, perché non è tanto violento, cioè di peggio lo sentirete, io lo dovrò mettere su dei piatti che sono delicati. Questo è anche un prodotto, un olio che si presta bene a fare anche dei dolci, a fare una maionese, perché se io devo preparare la maionese e ci metto un olio amaro, mi sembra che l'uovo si andrà male. Non è una maionese amara, francamente non è il massimo, però se io invece ci metto un olio che ha un fruttato leggero e quindi non è tanto amaro, non è tanto piccante, ho una maionese personalizzata, cioè che ho fatto io, e tutti mi faranno i complimenti. Se io vado a prendere una maionese, quella da supermercato, sarà anche emulsionata bene, quindi anche abbastanza stabile, ma il gusto è completamente uniforme e piatto. Se io invece lo faccio, siccome di olio una maionese ce ne va tanto,
se io metto un olio sicuramente extravergine con una sua personalità, anche la maionese viene fuori di conseguenza. È un olio che posso utilizzare per un pesce bollito, no? Forse anche per qualche crostaceo fatto